Buonasera, ben chiatat a Gnovis. Gnuf sore Luc decis de procura di Udin a chiesa di Elisabetta Molaro, la mari di 40 anni di dos frutis copade dall'omp Paolo Castellani e 15 di giugno passato con 57 purtisadis. Il sore Luc, disponuto per definire certis dinamicis leadis al barbaro omicidi, è stato condotto dal miedi legale Lorenzo Desinan, che già si era interessato di fare l'autopsia sul corpo de femmine. Sul questo, anche le consulenze legali de mari di Elisabetta e none des dos frutis restadis uarfinis che si è costituite parte o findude. All'accusa è un male in azienda e i colleghi se lo salvin col defibrillador. Alle successa a Vil di Vardula che un 51enne al lavoro si è buttato giù a terra perdinte cognoscince. I colleghi lo hanno soccorruto da ormai clamante il 118 al telefono in spiete derivate dal personale medico. L'operatore de Sores ha segnalato ai presins il defibrillador pluidonje in un'azienda poco distante. Durante queste operazioni, l'OMP all'estate stabilizzate dopo dal personale di ambulanze e de macchine di emergenze mediche intervenuti sul posto e all'estate trasportate in codice ROS all'ospedale Santa Maria de Misericordie di Udin. Une femmine ucraine stiampate de guerre che si è rifugiate in Italia e state ferite in un incidente in monte non lontano dall'abitato di Lauc. La femmina in compagnia di qualche familiare è sbrissata dal Troi rompinsi une gambe. Sono stati le persone che ieri in cui a clamare aiuto sul posto sono intervenuti vot soccorridors della stazione di Fordia Voltri da Soccorso Alpin e de guardie di finanze che hanno chiarito la femmine su un tomba reglot e le hanno rimettute scuris dai sanitari e di une ambulance. All'uffrisse un passaggio al suo dipendente, ma invece di portarle a chiase le rapisse alle cerchie di stiampà. A lei è successo di notte tra Vinars e Sabide a salvare la femmina e a fermare l'uomo. Un cittadino dal Bangladesh sono stati agenti di polizia di Trieste. L'OMP, invece di portare la femmina a chiesa a Lignan Pinede, all'iere è entrato in autostrada e bande la capitale regionale. La femmina aveva scritto a una mia domandante aiutori e queste ultime acclamate le sfuarcis dall'ordine. Gli agenti hanno intercettato così l'auto arrestante l'OMP. Giornate internazionali dall'Alzheimer e sedi Udin che Trieste hanno organizzato una serie di avvenimenti per celebrare le iniziative presenti il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi Sintinlu. Le persone malate di Alzheimer hanno bisogno di tante attenzioni, soprattutto i familiari perché la sofferenza e anche le famiglie. Bisogna trasformare la risposta di salute alle persone che sono colpite da queste malattie e soprattutto ai familiari. Bisogna continuare a rafforzare che il Calais è una rete di assistenza che ha risposte sanitarie ma anche altre risposte, quindi è evidente che è un gran lavoro di fare. Perché la domanda di salute non è la domanda sanitaria e quindi noi su questo stiamo lavorando e abbiamo la fortuna di avere tanti famiglie e anche un mondo al volontariato, un lavoro importante che non si aiuta in questo lavoro. L'assessore regionale Energie all'Ambiente Fabio Scocimaro ha visitato queste mattine la PMP Group di Cosean che ha di poco creato un grande impianto fotovoltaico sui cuvierze dall'impianto. È un investimento che porterà a triplicare la superficie cuverte dai pannelli solari. La regione sostiene le industrie che investiscono in produzioni energetiche per autoconsumo. Ha commentato Scocimaro che ha potuto viodi di Dogni l'impianto insieme con il presidente PMP Luigino Pozzo. Il presidente fondatore ha illustrato investimenti aziendali di 82 milioni di euro in 5 anni che porteranno a doppiare dai richiavi dal gruppo che conta 1.100 dipendenze in vot implants distribuiti in tal mondo.
A Martignà tornerà a Vierzi ai 25 di settembre, dopo 96 Sains, la Glesi antiche di Sante Marie Maggiore in Gracis, di un gran lavoro di restauro. La fiesta per inaugurazione durerà una settimana. C'è mood che nos conte, pre Luca Caligaro, plevan di Martignà. Si tiatin a Martignà proprio per queste iniziative di riapertura delle vecchie eglesi parrocchiali dopo 96 anni che si erade. Erano state abbandonate perché avevano creato e costruito le nuove eglesi parrocchiali al centro del paese e come dopo diversi anni di lavoro si arrivasse a tornare a Vergile, anzi a scuviergi anche tutte le ricchezze che aveva queste eglesi. E vin chiatate dagli affreschi dal 1200, e vin chiatate proprio delle nostre storie che partissero proprio dal XII-XIII secolo. È veramente una scoperta importante per le nostre comunità. E vin una settimana come di feste grandi, Itachin col coro e le orchestre del Friul che faranno un grandissimo concerto per proseguire dopo col momento spirituale proprio in onore de Madonne, de Beate Vergine Marie, cui chians di Don Oreste Rosso, chi di Martignà, nascut, cresciut, battiata che eglesie. Alle proprio un momento importante per noi. Le di dopo i varin il coro polifonico di Rude, che è un'altra eccellenza del nostri territori, delle nostre regioni. Per dopo le indevant con due serate culturali importantissime, lì che i podarin ascolta le bielecce dal sei cristians dal nostro tempo e i podarin anche scuviergi, c'è che le statiatat, qui scavos archeologici, con le scovierte dagli affreschi e anche col ritornare a Viodi le biele madonute dal 1400 che vengono restaurate, per dopo arrivare in te grandi giornate col nostro vescovo che benedirà i lavori e al tornerà a consegnarnos le eglesie per chi podedin all'interno tornare a preà insieme con tutte le comunità. Una settimana grande per noi che diventa importantissima per farnos vivi proprio in allegrie questo momento biel. Saranno più di 300 bancuzzi in rappresentanza di 40 stati presenze a gusti di frontiere. La manifestazione enogastronomica di Guris rivade 17ª edizione che stanno e ospiterà anche diverse novità, tanto che la Svizzera o una nutrita presenza di paesi africani insieme a Austria, Francia e paesi dai Balcani. Inaugurazione ufficiale oggi 29 di settembre con 17 borgs geografici là che sarà dividuta la città. Presenze 13 presidi slow food dal Friuli Vignese Giulia, per anche tanti eccellenci in promozione in vista di Gorizia e Nova Gorizia, capitale delle culture europeane per il 2025. Elena Cecchini ha vinto la Rint mondiale in staffette miste a cronometri al mondiale australiano di Wollongong. L'atleta di San Marco di Meredi Tombe si è placciata da Urde Svizzere dome per 2 secondi e 92 centesimi insieme ai compagni di squadra Edoardo Affini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini. E è la seconda medaglia mondiale di ciclismo su strade dopo l'Aur in gare riservate agli under 23 de stesse Guazzini. E per queste sere alle dute si torna a Viodi domani, sempre a 9 mancul vince. Mandi.